Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Ragusa, tragedia dopo le dimissioni. Una donna di Scicli muore a 24 ore da un intervento al Giovanni Paolo II. Aperta un'inchiesta. Palermo, sfruttamento e stipendi decurtati, niente ferie né riposi. Chi protestava veniva licenziato. Arrestato un imprenditore di Borgetto. A Gela, dietro il parrucchiere abusivo, un giro di usura per 10 anni, prestiti al 68% con minacce e intimidazioni, 4 persone in manette. Maxi frode sui fondi agricoli europei, smantellata un'associazione che tra il 2018 e il 2022 avrebbe incassato quasi 1,5 milioni di euro di contributi UE con aziende e terreni fittizi. Lampedusa è ancora al centro del messaggio di accoglienza. Dopo Papa Francesco, anche Papa Leone XIV annuncia una visita sull'isola, simbolo del Mediterraneo. A Catania c'era un cane addestrato a buttare la spazzatura in strada. I video fanno il giro del web. La municipale, la furbizia non giustifica l'inciviltà. Per il calcio, il Catania cala il poker sul Trapani, rossazzurri a -5 dalla vetta. La società di Pelligra acquisisce Torre del Grifo. Bentrovati. Dunque una donna è morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa a Scicli. Una donna di 50 anni era stata sottoposta ad un intervento allo stomaco, ma appena 24 ore dopo le dimissioni la donna perde la vita in casa. Acquisite le cartelle cliniche, l'ospedale apre una indagine interna. Veronica Barbarino. Era stata sottoposta a un intervento per l'asportazione di un polipo allo stomaco nel reparto di chirurgia generale dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. A seguito dell'insorgenza di una perforazione gastrica si era reso necessario nella stessa giornata un secondo intervento chirurgico. Poi la degenza e il ritorno a casa, ma la donna muore a nemmeno 24 ore dalle dimissioni. Accade nel Ragusano, dove una donna di 50 anni al rientro nella sua abitazione di San Pieri è improvvisamente deceduta. Per fare piena luce sull'accaduto, su segnalazione dei familiari sconvolti, i carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno avviato le indagini, acquisendo la cartella clinica, e la direzione sanitaria dell'ASP di Ragusa ha comunicato di aver avviato un'indagine interna. La salma si trova ora all'obitorio di Scicli, a disposizione della procura di Ragusa, che si appresta a disporre l'esame autoptico. Al momento infatti non è ancora chiaro se il decesso sia collegato alla complicanza post-operatoria o ad altri fattori. La donna lascia il marito e 3 figlie. Palermo sfruttava i dipendenti e pretendeva la restituzione di mezzo stipendio. Un imprenditore di Borgetto è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Chi si ribellava veniva licenziato. Marco Gullà. Io ti faccio lavorare, ma tu devi restituirmi mezzo stipendio. Avrebbe sfruttato così i suoi dipendenti malpagati e a volte costretti a restituire parte della paga. E se ti ribellavi, venivi licenziato. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato l'imprenditore Francesco Paolo Lombardo, 62 anni, titolare della Orto Sud di Borgetto, impresa che lavora nel settore delle insalate e dei prodotti ortofrutticoli già imbustati, venduti nella grande distribuzione e pronti per la tavola. Lombardo è indagato per lo sfruttamento del lavoro ed estorsione. Sotto inchiesta anche un suo stretto collaboratore. Niente ferie, nessun riposo settimanale per circa 20 dipendenti. In molti casi, inoltre, i lavoratori sarebbero stati costretti a prelevare in contanti parte dello stipendio per restituirlo al datore di lavoro. Per quello che percepivano i dipendenti, siamo quindi ai confini della schiavitù, e se ti assentavi per malattia o impegni familiari, rischiavi licenziamento. Le indagini dirette dal secondo Dipartimento Tutela Vittime Vulnerabili della Procura di Palermo hanno fatto luce su un sistema di abusi, pratiche e prassi aziendali contrarie alle norme sui rapporti di lavoro subordinato, sfociato in alcuni casi in condizioni di vero e proprio sfruttamento. A Gela, dietro la facciata di un negozio di parrucchiere abusivo, un sistema di usura che per 10 anni avrebbe stritolato le vittime con tassi fino al 68%, ritorsioni e intimidazioni. Sentiamo Gerri Italia.
Una parrucchieria nel cuore di Gela, una innocua attività commerciale, seppur abusiva. Eppure, secondo gli inquirenti, dietro quelle saracinesche si nascondeva un sistema illecito di prestiti a usura attivo da almeno 10 anni. Con questa accusa è stata arrestata Milena Scudera, 41 anni, trasferita nel carcere femminile di Agrigento al termine dell'operazione Fenus, condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Gela e coordinata dalla procura. Le indagini, partite dalla denuncia di una delle vittime, hanno permesso di ricostruire un giro di denaro impressionante, tassi di interesse fino al 68% e un meccanismo di recupero crediti fondato su minacce, danneggiamenti e incendi. In caso di ritardi nei pagamenti, la donna avrebbe commissionato ritorsioni a pregiudicati, pagandoli anche 100 euro per ogni singolo atto intimidatorio. Gli investigatori hanno sequestrato oltre 162.000 euro in contanti e un vero e proprio libro mastro, ritenuto la contabilità dell'attività usuraia. Documentati anche 2 gravi episodi, l'incendio di un'auto e quello della saracinesca di un garage. I soggetti usurati non si rendono neanche conto di quanto hanno pagato, di quanto ancora devono pagare. Entrano in un giro di numeri e di soldi che li strozza completamente, che distrugge vite. Come sempre noi sottolineiamo che la denuncia è una strada che per questo tipo di reati è determinante. Oltre alla principale indagata sono finiti agli arresti domiciliari 3 uomini, tra gli indagati anche un minore. Le vittime accertate al momento sono 2, ma gli inquirenti non escludono che possano essercene altre ancora in silenzio per paura. Siamo riusciti a ricostruire la presenza di altre vittime, che alcune hanno confermato e si sono fidate delle istituzioni, altre invece no. È importante denunciare questi episodi, è importante fidarsi delle istituzioni. Un'indagine complessa durata mesi tra pedinamenti, osservazioni e controlli tecnologici che ha portato alla luce un vero e proprio sistema radicato nel territorio. Avrebbero rapinato una coppia di fidanzati dopo averli speronati con un'auto e inseguiti per le strade di Partinico a Palermo. 4 giovani, uno dei quali armato di coltello, tra loro anche una ragazza, hanno costretto la coppia a scendere dalla vettura e l'avrebbero aggredita. Il fidanzato della coppia è stato ferito con alcuni fendenti e minacciato di morte. Gli sono stati rubati 200 euro. Uno dei 4 inoltre avrebbe tentato di violentare la donna, che è riuscita ad opporsi. I 4 sono stati arrestati e adesso sono ai domiciliari. Scoperta una truffa da 1,4 milioni di euro di fondi europei. È stata smantellata una associazione criminale che percepiva indebitamente contributi UE destinati all'agricoltura. 6 le misure cautelari per 6 imprenditori agricoli siciliani, 22 le persone indagate. Emanuela Corsi. Avevano messo in piedi un articolato sodalizio criminale per percepire aiuti comunitari riservati al settore agricolo. I carabinieri per la tutela agroalimentare di Salerno e Messina hanno smantellato un'associazione per delinquere dedita alla truffa aggravata e all'autoriciclaggio. 6 le misure cautelari a carico di 6 imprenditori agricoli siciliani. Per uno di loro sono scattati gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 22 gli indagati. Tra il 2018 e il 2022 il sodalizio ha ottenuto illecitamente fondi FEAGA per un ammontare di oltre 1.400.000 euro, ingannando l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura attraverso la creazione di aziende fittizie e l'inserimento nei fascicoli di terreni mai concessi o dichiarati falsamente come usufruiti. Le indagini coordinate dalla Procura europea hanno fatto emergere una migrazione di numerosi fascicoli aziendali dai centri di assistenza agricola siciliani a quelli di Salerno e Latina per eludere i controlli delle autorità locali. Il gruppo non si limitava soltanto alla percezione indebita degli aiuti, ma schermava i proventi delittuosi trasferendoli tra vari conti societari o reinvestendoli nell'acquisto di beni tramite aste pubbliche. Questo meccanismo di autoriciclaggio era finalizzato a occultare l'origine illecita del denaro sottratto al bilancio dell'Unione Europea. È stato eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 360.000 euro che ha riguardato titoli PAC, conti correnti, 2 terreni in provincia di Messina e 2 appartamenti nel Catanese. A Niscemi continua il monitoraggio con i droni della frana, che oggi però non ha fatto registrare nuovi smottamenti. Per gli sfollati intanto tra abitazioni dove non si può più entrare, strade interrotte, oltre 1.000 richieste di ristori, la situazione rimane più che mai complicata. GER Italia.
A Niscemi prosegue l'attività dei droni e continua il monitoraggio del versante. I sensori installati lungo la provinciale 12 al momento non segnalano nuovi movimenti. Intanto continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco, 36 interventi solo ieri, quasi 1500 dall'inizio dell'emergenza. Mercoledì 25 febbraio, a un mese esatto alla frana, il Comitato degli Sfollati organizzerà una fiaccolata per mantenere i riflettori accesi su una crisi che è ancora tutta da superare. Domani invece partiranno i primi 150 pagamenti del contributo di autonoma sistemazione per le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo la frana. Un primo segnale concreto annunciato dal sindaco Massimiliano Conti durante la riunione del centro di coordinamento soccorsi in prefettura. Le domande presentate al comune sono già 1144, quasi 500 per ottenere il contributo all'alloggio. Sul fronte delle soluzioni abitative la mappatura parla chiaro: 311 immobili disponibili alla vendita, appena 39 quelli in affitto. Numeri che raccontano una difficoltà reale nel garantire tempi rapidi per la sistemazione definitiva degli sfollati. Resta invece critico il nodo della viabilità. La prossima settimana, dopo averle liberate da fango e detriti, partiranno i lavori sulle provinciali 82 e 35, mentre l'esercito asfalterà la trazzera verso San Michele di Ganzeria. Per l'unica strada di collegamento rimasta, la SP11 invece, è allo studio un nuovo tracciato, più sicuro e lontano dalla frana. Il prossimo 4 luglio Papa Leone XIV raggiungerà Lampedusa, l'isola simbolo dell'accoglienza nel Mediterraneo. Un annuncio arrivato con un videomessaggio e confermato anche ad Agrigento dall'arcivescovo Alessandro Damiano. Vediamo. Lampedusa torna al centro dell'attenzione mondiale. Il prossimo 4 luglio Papa Leone XIV sarà sull'isola simbolo dell'accoglienza nel Mediterraneo. L'annuncio è arrivato attraverso un videomessaggio del pontefice ed è stato dato in contemporanea nel vescovado di Agrigento dall'arcivescovo Alessandro Damiano nel corso di una conferenza stampa. Il Papa ha espresso gratitudine alla comunità lampedusana per l'impegno verso i migranti, definendo l'isola porta d'Europa e luogo di riconciliazione. È veramente uno stimolo a saper guardare la storia, questa storia, con gli occhi di Dio e ad ascoltare il grido dei poveri, degli oppressi, con l'orecchio di Dio. Come a Mosè, Dio dice va dal mio popolo. Una presenza che richiama alla memoria il primo storico viaggio del 2013 di Papa Francesco. 13 anni dopo la Chiesa torna a Lampedusa per ribadire che pace e umanità passano dalla solidarietà concreta. Lampedusa è molto più di un luogo simbolico e questa visita è un riconoscimento alla storia, all'identità e ai valori della nostra gente e della nostra cultura. Accoglieremo il Santo Padre come sappiamo fare noi lampedusani, con rispetto, con dignità. E a proposito di Lampedusa, era il 2019 quando una nave ONG, la Sea-Watch, aveva forzato il blocco navale di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti nell'isola. Adesso si infiamma lo scontro politico tra governo e magistrati dopo la decisione del Tribunale di Palermo che condanna al pagamento i ministeri. Ma sentiamo tutti i dettagli da Lorena Dolci. La Sea-Watch si dice pronta a ripartire per il Mediterraneo, lasciandosi dietro l'ennesima scia di polemiche e scontro tra giudici e governo. L'ultima decisione che scatena l'ira di Meloni e Salvini è quella del Tribunale di Palermo, che obbliga i ministeri dell'Interno, dei Trasporti e dell'Economia e la Prefettura di Agrigento a pagare alla ONG tedesca un risarcimento di circa 76.000 euro per i danni patrimoniali subiti a causa del fermo della nave Sea-Watch 3. Nel luglio del 2019 l'allora comandante Carola Rackete forzò il blocco navale di Lampedusa, speronando durante le manovre anche una motovedetta della Guardia di Finanza per far sbarcare sull'isola 42 migranti. L'attivista fu arrestata rischiando fino a 15 anni di carcere, ma poi il GIP di Agrigento dispose l'archiviazione. Adesso arriva il conto che fa infuriare il governo Meloni. La Premier parla di notizia vergognosa che lascia senza parole. Per Salvini il pregiudizio politico dei giudici si trasforma in un'azione contro l'Italia e gli italiani. Il
Il tutto nel pieno di una campagna referendaria sempre più infuocata e dopo il richiamo del Capo dello Stato al rispetto fra le istituzioni. Intanto il Tribunale di Catania ha revocato il provvedimento di fermo di 15 giorni e la sanzione inflitta ad un'altra nave della ONG, la Sea-Watch 5, perché dopo un'operazione di salvataggio non aveva comunicato alle autorità libiche la sua posizione. Il risarcimento dimostra ancora una volta che la disobbedienza civile è tutt'altro che arroganza, ma protezione del diritto internazionale, ha detto la portavoce di Sea-Watch, Giorgia Linardi. Catania ostaggio dell'inciviltà, divani, frigoriferi, anche WC abbandonati su strade e marciapiedi. Vi mostriamo con Tonino De Mana alcuni esempi su Viale Mario Rapisardi e su via Ammiraglio Caracciolo. Vediamo. Divani, frigo, sanitari in disuso, altro che isole ecologiche. A Catania ogni marciapiede è buono per disfarsene e poco importa se in centro o in periferia. Le immagini che vedete arrivano dal trafficato Viale Mario Rapisardi, uno degli snodi più importanti della città ed uno dei più bistrattati. Colpa soprattutto di sacchi di inciviltà difficili da debellare. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55005 e molte sono concentrate tra Viale Mario Rapisardi appunto e via Ammiraglio Caracciolo. Qui, all'altezza di una fermata dell'autobus, si può notare un'autentica zona comfort con un bel divano in pelle lasciato sul marciapiede. Chi lo ha abbandonato avrà pensato almeno servirà ancora a qualcosa. Così si riposano le persone che prendono l'autobus, hanno il momento per riposarsi. Eppure qua vicino c'è un'isola ecologica. Eh sì, però la pigrizia lei mi insegna che è una brutta bestia. Si stancano, al modo più facile possibile, escono e lo buttano. Non penso che siano persone degli altri quartieri. In Viale Mario Rapisardi, sempre in prossimità di una fermata AMTS, c'è invece un frigorifero che magari non è comodo come il divano, ma è comunque utile, visto che quest'anziano ha pensato bene di accomodarsi in attesa dell'autobus. Mettere prima un gabinetto con un coperchio completo qui e poi mettere un frigorifero dopo 10 giorni mi sembra una cosa inaudita. È una questione di civiltà, è una lotta, io dico impari. La domanda sorge spontanea. Chi ha buttato il frigo in Viale Mario Rapisardi non poteva lasciarlo all'isola ecologica? Già, ma sarebbe stato troppo semplice. Rimaniamo a Catania, stesso argomento, l'inciviltà della gente, stesso argomento che riguarda anche la spazzatura, ma con una sceneggiatura diversa che sembra quella di un film o di un libro, perché sentite questa notizia: qualcuno ha addestrato il proprio cane a gettare la spazzatura in strada. I filmati immortalano questa singolare scena e la polizia municipale interviene. Dice anche l'ingegno non sia alibi per l'inciviltà. Vediamo. Quando la realtà supera la fantasia, oppure quando l'ingegno diventa un modo per violare le regole. Quello che vi mostriamo però è un unicum per la città di Catania, ovvero un cane addestrato per buttare la spazzatura, alimentando l'ennesima discarica abusiva. A scovarlo in via Pulicara, nel rione San Giorgio, sono stati gli agenti del reparto ambientale della polizia municipale che da giorni tenevano d'occhio l'aria. Nei video appare quello che non ti aspetti, nessuna targa da appuntare, nessun cittadino da verbalizzare. Sì, perché, sacchetto in bocca, spunta un cane di media taglia che pian piano si dirige verso gli altri sacchetti di immondizia. Identica scena avviene il giorno dopo, più o meno alla stessa ora. Certo, l'inconsapevole amica a quattro zampe non ha alcuna responsabilità né colpa, se non quella di avere un proprietario pigro e magari furbo capace di addestrarlo a sporcare la città. La notizia del cane sporcaccione, con tanto di video diffusa dai canali social del comune di Catania, ha fatto subito il giro del web. Cambiamo argomento, parliamo di musica, perché Nino D'Angelo torna nei palazzetti con il suo nuovo tour I miei meravigliosi anni 80 bis e celebra 50 anni di carriera. Vediamo. Che stasera non ce la faccia per la vita. 50 anni di musica, di emozioni, di storia. Nino D'Angelo torna nei palazzetti per celebrare la storia d'amore con il suo pubblico e lo fa in grande stile con I miei meravigliosi anni 80 bis Palasport Tour 2026. Mezzo secolo di canzoni diventate colonne sonore di intere generazioni. Passaggi stato senza giacca di cravatta così sotto. C'è una voglia di raccontarmi più che altro, perché la nostalgia sì, è normale, voglio dire, però a me piace molto pensare al futuro, però nel caso degli anni 80 sono stati gli anni meravigliosi
indimenticabili. Dopo un 2025 da incorniciare tra Sold Out e il successo del docufilm Nino 18 giorni, applaudito anche alla mostra del cinema di Venezia, l'artista napoletano riabbraccia il suo pubblico iniziando proprio dalla Sicilia, dove sarà domani al Pala Catania. Come un ritorno alle origini, un cerchio che si chiude proprio dove, davanti al pubblico siciliano, iniziò a prendere forma il suo sogno. Piazza Calza è stato il battesimo siciliano e Palermo mi dimostrò quella sera di amarmi, lo fa tuttora, ma lo fa tutta la Sicilia, Catania, Palermo, Messina. Madonna, è troppo bello, quando vado in Sicilia mi sento a casa mia. In scaletta brani simbolo dagli anni 80 a oggi, tra ricordi, immagini e nuove sorprese. Più di un concerto, una festa collettiva che attraversa generazioni e rinnova un legame lungo 50 anni. Una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Catania si impone nettamente sul Trapani e accorcia in classifica rispetto al Benevento. Una serata ricca di gol e anche di commozione dopo la scomparsa di Orazio Russo. Marco Carli. Catania-Trapani vissuta nel segno di Orazio Russo, prima, durante e dopo la partita. La commozione era palpabile per tutti, la maglia con il numero 7, l'omaggio del Trapani ai figli, gli applausi e alla fine le parole di chi lo ricorda e di chi gli dedica la vittoria. Orazio lo conoscevo molto bene, ci sentivamo spesso, avevamo un bellissimo rapporto costruito dalle tante battaglie in campo. Vogliamo dedicare questa vittoria ad Orazio, ringraziare anche i tifosi che in questi giorni gli hanno dato il giusto tributo a un ragazzo straordinario. Penso che l'uomo del match è stato Orazio, perché alla fine oggi volevamo regalare almeno una gioia alla città, alla squadra, insomma soprattutto alla famiglia che ha vissuto sicuramente dei giorni difficili. Sul campo il Catania vince senza troppe difficoltà, uscendo dalla mini striscia negativa e inasprendo la crisi del Trapani alla quarta sconfitta consecutiva. Partenza lanciata dei rossazzurri, ma occasioni anche per i Granata. Poi l'autorete di Pirrello indirizza inerzia e incontro. Pieraccini, con insistenza di testa dopo il mezzo miracolo di Galeotti, ribadisce la superiorità etnea. Nella ripresa emerge Ponsi all'esordio e autore di 2 assist per il 3-0 di Jimenez, bella azione rossa-azzurra che parte da Bruzzaniti, e il 4-0 del rullo compressore Casasola, gol con dedica a Orazio Russo. Benevento adesso a +5. Giocavamo solo noi, era una bella opportunità di accorciare, questa vittoria ci permette di raddrizzare un po' il nostro percorso che è ancora lungo. Ora è ufficiale, dando seguito al versamento del saldo di 4,9 milioni, il Catania ha eseguito il rogito relativo all'acquisizione del centro sportivo Torre del Grifo Village. L'atto formale è stato sottoscritto dal vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella. Il club di Pelligra diventa così ufficialmente proprietario della struttura e di tutti i beni custoditi all'interno della stessa. Ci fermiamo ancora per una pausa, dunque ritorniamo tra pochissimo. Prima di chiudere ancora una notizia, perché domani il Presidente della Regione Renato Schifani sarà a Santa Teresa di Riva alle ore 10 per la consegna dei lavori delle opere di protezione del litorale ionico della provincia di Messina, appunto dopo l'impatto devastante con il ciclone Harry. Questa dunque era l'ultima notizia, noi ci fermiamo qua, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata, arrivederci.